all'aeroporto di Asiago, dove un 47enne è precipitato con il suo aliante. Per lui non c'è stato nulla da fare, l'incidente è davanti agli occhi del padre e del figlioletto. Terribile scanto ieri sera a Chirignago tra una moto e una BMW condotta da un 40enne mestrino. A perdere la vita il centauro Lorenzo Piran aveva appena 23 anni. Ho avuto paura, ma ho fatto quello che mi sentivo di fare. Così la 14enne di San Polo, che sabato a Jesolo è riuscita a salvare l'amico 16enne dall'annegamento. Oggi l'ha incontrata il sindaco. Dramma 90 Vicentina, il parroco Don Giorgio Balbo, atteso in chiesa per celebrare un funerale, stroncato in canonica da un malore improvviso. Aveva 67 anni, shock tra i fedeli. Mancanza di pressione nelle condotte, la zona nord di Valdobbiadene senza acqua potabile, autobotti in piazza per la popolazione, a Caolo e rubinetti funzionano a singhiozzo, allarme tra i turisti. Era stato annunciato nei giorni scorsi e ora è realtà. A Padova i canali interni sono secchi, un paesaggio lunare, quello causato dalla siccità con conseguenze drammatiche per la fauna ittica. A Conegliano una coppia sfrattata occupa abusivamente un appartamento, il proprietario costretto a rivolgersi alla polizia che mette i sigilli all'abitazione. Edizione regionale dei telegiornali di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Apriamo, lo avete sentito anche dai titoli, con la cronaca e con il dramma che si è consumato questa mattina all'aeroporto sull'elisuperficie di Asiago. Un 47enne precipitato con il suo aliante, per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Tragedia all'aeroporto di Asiago, dove il pilota di un aliante è morto in fase di decollo davanti agli occhi del padre e del figlioletto. A perdere la vita Alberto Casagrande, 47enne, che viveva e lavorava ad Asiago, titolare del noto panificio gelateria di Piazza Carli, persona conosciutissima e ben voluta in città. L'uomo si trovava al comando del mezzo mentre veniva sollevato da un verricello a motore, da cui poi si sarebbe staccato per liberarsi. A 20 metri dal suolo, il dramma. Per cause ancora da chiarire, è precipitato, immediati soccorsi, sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto il pilota dalla carlinga, completamente distrutto il velivolo. I sanitari del SUEM, intervenuti assieme all'eliambulanza da Padova, hanno cercato di rianimare il 47enne, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il mezzo e l'area dove è avvenuto l'incidente sono stati posti sotto sequestro. I carabinieri di Asiago stanno svolgendo le verifiche per ricostruire quanto è avvenuto e stabilire eventuali responsabilità. Scosso il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern, che ricorda Alberto Casagrande come un gran lavoratore, innamorato della vita, con la grande passione per il volo ereditata dal papà. La nostra comunità si stringe attorno alla famiglia Casagrande per questa gravissima tragedia che l'ha colpita. Non ci sono parole per descrivere il nostro stato d'animo, proprio anche in relazione alle dinamiche di questo incidente. Alberto era una persona solare, positiva, un grande lavoratore attaccato alla famiglia e ai valori della nostra comunità, quindi è una grave perdita per noi e non possiamo che esprimere un forte sentimento di vicinanza alla famiglia che in questo momento sta vivendo un'ennesima tragedia. Un dolore che si aggiunge a un'altra tragedia che toccò la famiglia Casagrande nel 1987, quando un fratello di Alberto, allora bambino, perse la vita in circostanze altrettanto drammatiche. Nelle prossime ore il corpo del 47enne sarà sottoposto all'esame autoptico per capire le esatte cause del decesso. Terribile schianto ieri sera a Chirignago tra una moto e una BMW condotta da un 40enne mestrino. A perdere la vita il giovane in sella alla moto, si tratta di un 23enne. Ha perso la vita mentre in sella alla sua Kawasaki si stava recando dalla fidanzata, dove non è mai arrivato. Aveva soltanto 23 anni Lorenzo Piran di Chirignago. Violentissimo lo scontro ieri sera dopo le 22:30 lungo via Miranese, all'altezza di Chirignago, nell'intersezione con la rotonda di Catene, con la BMW condotta da un 40enne di origini moldave e residente a Mestre. Uno schianto terribile, con le condizioni di Lorenzo apparse da subito disperate ai soccorritori del 118, dopo che in seguito allo schianto Lorenzo aveva subito pure l'amputazione di un arto.
I medici dell'ospedale dell'Angelo hanno tentato il tutto e per tutto, ma purtroppo per Lorenzo non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate, tra cui quella al braccio e il forte trauma cranico. Studente di Ca' Foscari, descritto da amici e parenti come un ragazzo solare, positivo, atletico, aveva praticato per anni nuoto agonistico. Ho avuto paura, ma ho fatto quello che mi sentivo di fare. Così Giulia, la 14enne di San Polo nel Trevigiano, ripercorre la sfiorata tragedia di sabato quando a Jesolo è riuscita a salvare l'amico 16enne dall'annegamento. Oggi la giovane ha incontrato il sindaco. Quando mi ha preso la mano e mi ha tirato giù ho capito che non stava scherzando e volevo quasi dirgli tipo ma cosa fai che sto soffocando anch'io, ma non avevo il tempo né di urlare né di prendere fiato per parlare a lui, perché proprio ero metà del tempo sia sott'acqua che sopra, quindi tempo di parlare non c'era. Hai avuto paura di morire? Sì, abbastanza, un po' sì in realtà. Avrei resistito ancora per poco. Secondi preziosi e infiniti, quelli che Giulia oggi racconta con il sorriso dei suoi 14 anni, dopo i fatti che l'hanno vista protagonista sabato a Jesolo, quando con coraggio e intuizione si è tuffata per salvare un amico che stava annegando in mare. Giulia, con Favur, 16enne di Vazzola, si trovava con altri 8 ragazzi su 2 pedalò a 100 metri dalla spiaggia, nelle vicinanze della Torretta 11. Fortunatamente ci hanno visto subito. Questa diciamo è stata una nostra fortuna, perché se non l'avessero fatto i nostri amici penso che ci avrebbero impiegato un po' sia ad arrivare che a capire, e quindi fortunatamente i bagnini sono stati molto bravi, infatti li ho ringraziati, perché sennò penso che non saremmo qua né io né lui. Quanto a Favur, Giulia lo sta sentendo anche in queste ore. Il ragazzo si sta rimettendo e a chi la definisce un'eroina risponde così. In realtà io non mi sento molto così, sinceramente, perché appena usciti dal pedalò mi fanno magari tu ti rendi conto che gli hai salvato la vita, ma io non me ne rendo ancora conto adesso che sono passati 2 giorni. Cioè per me, nel senso, io gli ho preso la mano e poi il resto l'hanno fatto i bagnini riportandolo via, cioè ho fatto prendere aria sì, però non ho fatto nulla di che. Nel pomeriggio il sindaco di San Polo di Piave le ha portato i saluti dell'amministrazione, ma anche del collega di Vazzola. Presto ci sarà una cerimonia, c'è l'orgoglio di 2 comunità, ma non solo. Ritengo che questa possa essere una storia da poter raccontare ai giovani, per fargli capire com'è importante in certe situazioni saper reagire e poter reagire davvero con uno spirito altruista e di aiuto. Io vorrei che, diciamo, sempre per la mia esperienza si portasse molta attenzione anche ai piccoli dettagli e non prendere sempre come tutto uno scherzo, perché ci si può rimettere anche la vita, perciò portare sempre attenzione e nulla. Spero che qualcuno abbia imparato da quello che ho subito io e il mio amico. Ritrovato senza vita a Venezia il pescatore 21enne di Murano, di cui non si avevano più notizie da giovedì scorso. Ritrovato sabato sera dopo le 20 il corpo privo di vita di Nicola Marcato, il pescatore 21enne di Murano, di cui si erano perse le tracce da giovedì mattina, giorno in cui si era assentato da casa con il suo barchino, con l'allarme scattato venerdì e dato dalla famiglia. Dopo 2 giorni di ricerche la sua barca grigia è stata ritrovata alla deriva alla Celestia a Venezia. Sul barchino i carabinieri hanno ritrovato unico dettaglio anomalo, tracce di sangue. Occorrerà ora attendere le risposte del laboratorio per stabilire se si tratta di materiale organico umano. A bordo ritrovate anche le canne da pesca con il telefonino. Nicola, lavoratore impiegato nello storico panificio di famiglia Murano, amante della pesca e della laguna, fin da piccolo, spesso nel tempo libero, quando non lavorava, si spostava verso Sant'Elena o ai bacini. Un malore pochi minuti prima di celebrare un funerale. È morto così all'improvviso Don Giorgio, parroco di Noventa Vicentina e Agugliaro. Ho appreso questa mattina purtroppo dell'improvvisa morte del nostro parroco Don Giorgio Balbo. Tutta quanta la comunità di Noventa Vicentina è colpita da questo dolore. Siamo tutti quanti sconvolti e fortemente rattestati. Se n'è andato così. All'improvviso, Don Giorgio, parroco di Noventa Vicentina, è stato stroncato da un malore mentre era in canonica.
Non si sentiva bene, stava aspettando l'arrivo di un medico, mentre Don Enrico, il cappellano, si occupava della celebrazione di un funerale. Dopo l'allarme sul posto è giunta un'ambulanza del SUEM 118, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. E Don Giorgio era da 7 anni che era parroco nella Navetta Vicentina, si era inserito perfettamente nel nostro tessuto sociale e lo ricordo sempre presente anche alle manifestazioni civiche. Lo ricordo con simpatia quando portava anche il cappello d'alpino, perché lui insomma ci teneva anche particolarmente ad essere presente alle manifestazioni anche con una certa anche forma. Stamattina la notizia in attesa ha colpito tutto il paese. Don Giorgio aveva compiuto 67 anni da pochi giorni. Ordinato sacerdote nel 1983, era alla guida dell'unità pastorale di Noventa Vicentina, Saline e Agugliaro dal 2015 e dall'anno scorso era anche vicario del vicariato Noventa Riviera Berica. E lo ricordo come una persona schietta che ha, diciamo così, condotto questa nostra comunità senza tante parole, ma con una presenza che veramente mancherà molto. Adesso attendiamo ovviamente i funerali, la comunicazione da parte del vescovo, e ho sentito anche Don Enrico e veramente la notizia ha sconvolto un po' tutti e non ci sono altre tante parole da dire se non veramente un profondo dolore che esprimiamo come comunità. E adesso parliamo di siccità con le incredibili immagini dei canali a Padova completamente in secca, all'interno dei quali è possibile camminare. Siamo nel letto del ramo maestro del Bacchiglione, il canale che porta l'acqua agli altri canali padovani. Siamo lungo via Goito e come potete vedere è una distesa di sabbia. Non c'è più acqua, la poca acqua è in qualche pozza che crea ambienti malsani, creando l'ambiente ideale per le zanzare, ma l'acqua è completamente sparita. Era stato annunciato nei giorni scorsi ed ora è realtà. I canali interni padovani sono secchi. Un paesaggio lunare quello che si trova lungo via Goito a Padova. Facendo qualche passo si arriva lungo il Bacchiglione. Alle mie spalle il Bacchiglione, lo vedete, il livello dell'acqua è molto basso, si vedono i pali di sostegno dell'argine. Quello è il canale che dovrebbe portare l'acqua all'interno della città di Padova. Lo scalino però non lo permette, visto anche quanto sia basso il livello del fiume. Percorrendo il canale si arriva a Riviera Paleocapa, anche qui davanti alla specola l'acqua scarseggia tanto che si può camminare sul letto del fiume. Siamo in centro città a Padova, sotto il ponte di Sant'Agostino, alle mie spalle lo vedete la specola, lì di solito c'è una cascatella ma l'acqua è ridotta al minimo, sta scorrendo sempre lungo il ramo maestro, si vedono zone in cui è completamente sparita l'acqua. Le piogge dei prossimi giorni non dovrebbero essere risolutive. Una soluzione invece potrebbe essere quella di pompare acqua con delle idrovore al ponte dei Cavai. E anche a causa della siccità negli ultimi giorni in alcune frazioni di Valdobbiadene l'acqua potabile scarseggia o addirittura manca totalmente. Comune e ATS sono al lavoro per garantire il servizio, intanto nel tardo pomeriggio sono arrivate nelle piazze del comune le autobotti. Ormai è quasi 10 giorni che abbiamo difficoltà soprattutto nelle zone più in quota di Valdobbiadene, quindi Santo Stefano, Guia e San Floriano. Stamattina dall'alba fino alle 11 circa il problema si è esteso anche nelle zone vicine, quindi località Follo, Saccol, Guia anche la parte bassa. Situazione critica. Sono giorni complicati per i residenti di alcune frazioni di Valdobbiadene, nelle cui case l'acqua potabile scarseggia o peggio ancora manca completamente. Circa 500 le abitazioni che stanno facendo i conti con i disservizi, una cinquantina di queste sono rimaste completamente senza acqua. Tante parti sono state dei disservizi, cali di pressione portata, ma nelle borgate, località che ho detto prima,
Sono state giornate intere senza acqua, soprattutto questa mattina anche in conseguenza dell'esito di un weekend molto caldo con grandi presenze di visitatori turisti che non hanno certamente migliorato la situazione. Per la prima volta questa mattina mi sono trovato senza anch'io. Completamente senza acqua? Non veniva fuori niente. Comune e ATS stanno facendo il possibile per riportare in quelle aree di Valdobbiadene l'acqua. Alto Trevisano Servizi che sta ridistribuendo la portata d'acqua e la pressione nelle varie frazioni borgate. Di fatto abbiamo metà della portata normalmente disponibile dalle sorgenti bellunesi e quindi il fatto di avere scarsità di questo approvvigionamento rende tutto più difficile. Dalle 18 di oggi via San Antonio a Guia e in piazza San Floriano sono state posizionate delle autobotti per permettere ai residenti delle frazioni di rifornirsi di acqua, ma spiega il sindaco, possono servire aree limitate del territorio. Potranno essere utili nelle zone proprio più critiche per piccoli raggruppamenti di case, per riempire piccoli serbatoi locali. Il primo cittadino che già venerdì scorso aveva attivato il COC per gestire l'emergenza si appella alla responsabilità dei cittadini perché rispettino l'ordinanza dello scorso 20 giugno che regolamenta l'utilizzo dell'acqua potabile, senso civico fondamentale anche per limitare il rischio incendi. Domenica scorsa ho dovuto chiedere l'intervento dei volontari di protezione civile degli antincendi boschivi per bonificare 5 zone nelle quali ho ricevuto la segnalazione di barbecue vicino a un bosco in montagna. Abbiamo anche carenza idrica e quindi prelevare oggi acqua dagli idranti della rete idropotabile è praticamente impossibile. E la siccità a Caorle sta creando seri problemi alla rete idrica in seguito alla risalita del cuneo salino, cioè con la risalita del mare nel fiume Livenza, creando problemi al Consorzio e Veritas. Il risultato è che in queste ultime ore nei supermercati è scattata la corsa all'accaparramento di acqua minerale con i rubinetti di abitazioni, locali e bar che vanno a singhiozzo. Domani sopralluogo del sindaco Marco Sarto che in vacanza sta cercando di rientrare per fronteggiare questa nuova emergenza idrica. Una coppia ha occupato abusivamente un appartamento a Conegliano e il proprietario è stato costretto a rivolgersi alla polizia. Aveva già subito lo sfratto. Una coppia ora è stata deferita in stato di libertà per occupazione abusiva. Lui italiano, 60enne, lei straniera di 50 anni. Hanno pensato bene di introdursi illegalmente in una casa nel centro di Conegliano, forzando la serratura. Il proprietario si è trovato la porta sbarrata e dentro i 2 inquilini abusivi. Insomma, il padrone di casa non poteva più né entrare né fruire liberamente del suo immobile. A nulla sono servite le richieste di uscire, di lasciare libero l'appartamento. Nulla. La coppia non aveva nessuna intenzione di andarsene, così è stata allertata la polizia. Ieri gli agenti del commissariato di Conegliano, su disposizione della Procura della Repubblica di Treviso, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo dell'immobile. I 2 sono stati fatti uscire e sulla porta sono stati affissi i sigilli, questo per evitare la reiterazione del reato, insomma per evitare che la coppia potesse reintrodursi nella casa. L'immobile adesso è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, un fenomeno, quello dell'emergenza abitativa, che preoccupa non poco. Non c'è solo la problematica dell'occupazione abusiva, come ci spiega Mauro D'Alziglio, presidente Ater di Treviso. Noi come Ater fortunatamente non ci risultano occupazioni abusive. Sicuramente c'è qualche occupazione senza titolo che è diverso, cioè dei nuclei familiari che gli assegnatari originari hanno fatto entrare delle persone nel proprio nucleo e poi sono mancati quelli originari, quindi c'è un'occupazione senza titolo e là con i comuni cerchiamo di risolvere la situazione e valutare. E per questo Ater ha avviato una serie di controlli. È intenzione di Ater avere dei controlli maggiori su quelle che sono i nostri alloggi che nel momento in cui sono vuoti creano dei problemi di possibili occupazioni, ed è per questo che questa amministrazione, l'amministrazione che ho il piacere di presiedere, abbiamo raddoppiato, abbiamo portato a 2 milioni di euro l'importo per i riatti, perché se noi non abbiamo appartamenti vuoti e li mettiamo a disposizione dei cittadini, in automatico eliminiamo il problema delle occupazioni abusive. Siamo alla
politica, lo scaricabarile del centrodestra di governo fa capire che non è stata una mossa intelligente. Così il deputato Dem Roger Domenech sulla crisi di governo alla vigilia dell'avvio della festa dell'unità bellunese, una festa di partito ma anche un'occasione per lanciare la campagna elettorale per il voto delle politiche previste per il 25 settembre. Noi non eravamo fra quelli che volevano mandare a casa Draghi e questo è il primo elemento e alla festa lo ribadiremo. Chi ha voluto fare questa operazione deve assumersi la piena responsabilità. Il clima era ormai quello della campagna elettorale, allora il tradizionale appuntamento estivo con la festa di partito a Pianlonghi sarà l'occasione per i Dem bellunesi di ribadire in primis il lavoro svolto per il territorio e di presentare un'agenda ricca di contenuti. La situazione è molto chiara e limpida per noi, spiega Domenech. Noi siamo dalla parte di quell'agenda, di quel modo di fare politica, della responsabilità di un governo che deve rimanere fortemente radicato sia nel territorio nazionale ma soprattutto con uno sguardo all'Europa, al mondo, aperto. E su questi presupposti il Partito Democratico avvia la campagna elettorale con fiducia nei confronti dei cittadini che sapranno distinguere, dice Domenech, chi ha lavorato per il bene del Paese e chi invece ha voluto coltivare interessi di parte. I temi della sostenibilità dei territori, della coesione apriranno domenica prossima la prima delle 4 giornate di festa con una dedica speciale a Giovanni Bortot, deputato del PD fra il 68 e il 73, i cui appelli per la difesa della montagna restarono inascoltati, ieri come oggi. Il 7 agosto cultura, territorio e montagna saranno il fil rouge del pomeriggio che ricorderà la figura di Augusto Müller a 100 anni dalla nascita, mentre il 14 agosto la giornata sarà dedicata a una riflessione sulle amministrazioni. Quest'anno, chiuso il programma, abbiamo scoperto che entravamo nel vivo della campagna elettorale per le politiche, ma insomma siamo pronti perché gli argomenti sul piatto sono tanti e hanno anche un carattere non solo locale ma nazionale. Lo scorso anno la festa ha lanciato la Pre-Agorà della montagna con temi di strettissima attualità, compresa la rappresentanza dei territori che il taglio dei parlamentari ha messo a rischio. La densità demografica è più debole e quindi c'è il rischio che alcuni territori siano scoperti. Ecco, su questo io però ho fiducia che il Partito Democratico sappia costruire le condizioni per rappresentare al meglio tutti i nostri territori e spero insomma che questo succederà. Andiamo adesso a Venezia, nel cuore della città, a Quintavalle, una zona di Venezia dove purtroppo regna in alcune aree il degrado. Questa è la realtà che vogliono che gli anziani se ne vadano in cimitero. Perché Venezia verrà una città turistica e basta, da alberghi e turisti. A Quintavalle le piante che crescono davanti ai portoni segnano emblematicamente da quanto tempo questi appartamenti di edilizia pubblica siano sfitti. Un verde che per i residenti simboleggia anche quanto sia trascurata questa zona di Venezia, dove se cade un pezzo di muro o il paletto di una ringhiera, raccontano, lo si lascia lì. Ma il tasso di venezianità di chi ancora ci abita è talmente alto da rendere inimmaginabile un trasferimento altrove. Mio fratello mi ha detto che abitava a Caene a Mestre, ora che non c'è problemi, ti trovo mia casetta. E a Caene, a Mestre. Sì, a Marghera. E a Barca dove ammetto che ho detto? Che Quintavalle, estremo lembo orientale di Venezia, accanto all'Arsenale, abbia bisogno di una sistemata, lo si capisce già dalla visione tutt'altro che idilliaca di una sorta di spiaggia di sassi piena di rifiuti che accoglie chi arriva dall'imbarcadero. Eppure Quintavalle viene anche descritto da chi ci abita da decenni come quello che una volta era un accogliente quartiere residenziale di edilizia pubblica. Oggi invece si incontrano spesso file di finestre sbarrate. Gli appartamenti vuoti sono 35, non uno, e l'Atter ha detto che non ha soldi e non vengono restaurati, però la gente ha bisogno di case, ma non ne frega niente. Ciò che chiedono i residenti, insomma, è un po' più di manutenzione e magari l'impegno a favore di quella politica di residenzialità che una volta animava questa zona e che oggi sembra mancare. Con queste immagini si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie e buon proseguimento di serata. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.
Benvenuti al meteo. La situazione si sblocca anche se solo parzialmente. L'anticiclone perde di energia e la coda di una perturbazione atlantica attraverserà le regioni settentrionali, favorendo una certa instabilità atmosferica e un clima meno caldo. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 26 luglio. Sul Veneto condizioni di tempo variabile con parziali schiarite in pianura e nuvolosità più diffusa e consistente sui rilievi, dove avremo precipitazioni già dal mattino. Rovesci e temporali interesseranno progressivamente un po' tutte le zone. Diradamento dei fenomeni fino ad essere quasi assenti alla sera. Non aspettiamoci il fresco, ma comunque abbandoneremo i valori estremi di questi giorni. Le temperature minime saranno comprese tra i 16 e i 22 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 31 e i 34 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo temporali sparsi, localmente anche forti, abbondanti specie sui monti. In serata tempo più stabile, soffierà poi bora moderata. Temperature minime sui 19-23 gradi, massime intorno ai 31-34 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Non cambia la situazione, rovesci e temporali sparsi fin dal mattino, ma in cessazione con il passare delle ore. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime sui 34 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.